Il 5 gennaio scorso ha spento la prima candelina con un ricco bilancio di attività, malgrado la pandemia, e questa sera appuntamento per un webinar sul turismo che verrà. Parliamo dell'associazione Tante Case, Tante Idee, presieduta da Domenico Vecchio. Come dicevamo, l'associazione, nel rispetto delle misure restrittive, ha portato avanti diverse iniziative con incontri tenuti anche al comune di Agrigento sul tema delle risorse della tassa di soggiorno e su come utilizzarle. E c'è stato anche un interessante incontro alla presenza di deputati nazionali e regionali sempre sul tema del turismo e sulle misure da intraprendere in favore del settore. Per l'associazione Tante Case, Tante Idee, il 2020 si è chiuso incontrando il nuovo sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e ricevendo l'adesione di nuovi soci. E veniamo all'appuntamento di oggi, che segna l'inizio del nuovo anno. L'evento online è dedicato naturalmente al turismo che ci attende dopo la pandemia, con suggerimenti per una rinascita sociale, turistica ed economica del nostro territorio. Ne parleranno Roberto Bruccoleri, vicepresidente dell'associazione, e Domenico Vecchio, presidente e direttore del quotidiano Agrigento Oggi.